Era stata fermata dalla polizia stradale sulla Treviso Mare la donna al volante dell'auto di lusso che la Guardia di Finanza ha poi sequestrato per ipotesi di contrabbando dopo la segnalazione della pattuglia. La costosissima vettura è risultata immatricolata nel Principato di Andorra e importata in Italia evadendo dazi doganali per circa 45.000 euro. Abbiamo quindi denunciato la conducente, una donna residente nel Trevigiano, per il reato di contrabbando che prevede una sanzione da 2 a 10 volte i diritti di confine evasi. Al termine del procedimento penale potrà anche verificarsi la confisca dell'autovettura di lusso. Si tratta di una Bentley Continental Gran Turismo del valore commerciale di 250.000 euro. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite a seguito della segnalazione della Polizia Stradale di Treviso che nel corso di un posto di blocco ha intercettato il veicolo delegando ai finanzieri gli accertamenti doganali. È qui che è emerso che il mezzo non era autorizzato all'utilizzo nel territorio nazionale, nemmeno ricorrevano condizioni di emergenza per poterlo utilizzare nel rispetto della normativa doganale.